Presidente, una bella soddisfazione oggi il Pala Ecogreen intestato alla sua azienda. Diceva lei nel suo intervento iniziale, una parte dei ricavi di un imprenditore dovrebbe essere destinato al bene pubblico. Ecco, lei ne ha dato il primo esempio. Sì, come dicevo poco fa, una parte dei ricavati, il cosiddetto benessere circolare che io intendo, ogni imprenditore dovrebbe rimetterlo in circolazione per creare parte di quel benessere nella comunità in cui opera. Anche perché un imprenditore che poi vada ad investire nel proprio territorio, sono convinto che tutto ciò gli ritorna indietro. Presidente, la sua è un'azienda che sta crescendo giorno dopo giorno, state facendo investimenti non solo in Sicilia ma anche in Sardegna e in altre regioni. Sì, quello è un programma commerciale che sta andando bene, stiamo andando avanti, sempre la trazione siciliana, come la chiamo io, di Ecogreen, e di espandersi in tutta Italia. Adesso siamo a circa 52 negozi in tutta Italia, ne abbiamo in previsione 180 nei prossimi 3 anni, un bel programma, un bel carne ricco da seguire. Ecco, sempre tante offerte per chi si vuole approcciare a Ecogreen. Sì, le offerte ci sono, poi nella provincia di Agrigento in particolar modo abbiamo delle tariffe avvantaggiate perché ci tengo tantissimo. Ecco, ricordiamo perché lei ha chiamato l'azienda Ecogreen, c'è un motivo ben preciso. Sì, Ecogreen dal latino ego, io, green inglese, quindi mi è piaciuto questo connubio, io sono verde. Presidente Di Giacomo, oggi questa inaugurazione ufficiale, il Palafusetti oggi si chiamerà sportivamente Pala Ecogreen, un obiettivo raggiunto considerando che lei è stato uno dei fautori di questo palazzetto e nella sua gestione che sta andando bene. Hai detto bene, il palazzetto è intitolato a Don Fusetti perché è stata la volontà popolare, l'amministrazione del sindaco Miccichè ne ha accolto subito a volo la richiesta e oggi abbiamo dato un nome commerciale come di solito si usa fare in tutti gli impianti pubblici, abbinare una denominazione commerciale, quindi per togliere tutti gli equivoci, le provocazioni che sono state dette in questi giorni, non si vuole mortificare la figura storica di Don Fusetti perché rimane il nostro mentore e di conseguenza noi pensiamo alla gestione che è un'altra cosa. Questa è una iniziativa economica importante che ci permette di gestire con più tranquillità il futuro, anche se non sono somme che ci possono soddisfare pienamente, però attraverso anche altri sponsor noi cerchiamo proprio di dare il meglio a questa struttura. Vorrei ricordare che in pochi mesi noi abbiamo comprato la lava pavimento industriale, abbiamo comprato il Letiwall, abbiamo assunto una persona a tempo indeterminato e abbiamo adeguato i bagni con dispenser professionali ed altre cose che abbiamo fatto che non le voglio elencare, ma economicamente hanno inciso sul nostro bilancio. Io mi auguro che questa iniziativa sia supportata un po' da tutti e che si colga il segno proprio nella iniziativa commerciale per la gestione degli impianti.